brutta bestia questa qui, Allora, se posso aggiungere due cose su Jack lo Squartatore, di curiosità. Jack lo Squartatore colpisce nell'888 e uno studio in rosso è dell'87, di un anno prima. In realtà... Ma era poco conosciuto ancora. Quando esce uno studio in rosso, sì, è un libro che esce, ma non fa una grande esplosione. L'esplosione comincia con il segno dei 4 dell'89 e poi soprattutto 2 anni dopo quando comincia lo scandalo in Boemia sullo Strade, ma poi vi diciamo più particolare. Allora, Jack lo Squartatore, due curiosità. La prima è legata al fatto che, per quale motivo, se io vi chiedessi per quale motivo è diventato famoso, voi mi direste per il numero di omicidi e per l'efferatezza. In realtà no, nel senso che di vittime accertate e attribuite a Jack lo Squartatore sono soltanto 5 e non lo mettono nemmeno lontanamente tra i grandi. Tenete conto che naturalmente ci sono stati serial killer ben più efferati, la contessa Bathory piuttosto che Gilles de Reims, il maresciallo di Francia, lì si andava sulle centinaia di vittime anche qualche tempo prima. No, Jack lo Squartatore non è stato né il più efferato né il più prolifico. Purtroppo dietro c'è una storia che possiamo anche comprendere alla luce di quello che ci capita tutti i giorni ancora oggi, è che Jack lo Squartatore ha ucciso nel bel mezzo di una campagna elettorale. Qualche anno prima era partita una campagna di alfabetizzazione della popolazione inglese che prima era messa meglio dell'Italia, ma non tantissimo. Sull'onda dell'alfabetizzazione hanno cominciato a pubblicare sempre più quotidiani, sempre più giornali, e nel 1888 c'è stata l'elezione al sindaco di Londra, per cui il sindaco di Londra e i due concorrenti del partito, per farsi pubblicità dai giornali che a quell'epoca venivano sempre più letti, lanciò questa idea: chi ci eleggerà, noi ci impegniamo a risanare il quartiere reso celebre da Jack lo Squartatore. E quindi se non ci fossero stati i giornalisti e le campagne elettorali, Jack lo Squartatore sarebbe passato in silenzio. Scusa, George Bernard Shaw propose di fare un monumento a Jack the Ripper perché uccidendo solo 5 donne era riuscito a far risanare completamente il quartiere di Whitechapel salvando migliaia di vite dalla tubercolosi. Disse che era un grande riformatore sociale. Io so che era irlandese però, George Bernard Shaw. So che 10 anni fa con il mio amico Claudio Brachino abbiamo fatto una puntata di Top Secret, siamo andati a Whitechapel a registrarla, abbiamo dovuto tirare su tutte le camere di corsa perché ci hanno accerchiato con aria sospetta da lontano, vedevamo che arrivavano vicino, abbiamo detto beh, andiamo a registrare da un'altra parte. No, l'altra cosa curiosa è che a un certo punto una famosissima scrittrice di romanzi thriller scientifici, che è Patricia Cornwell, l'inventrice di Che Scarpetta, si è messa in testa che avrebbe dovuto scoprire lei chi era, la vera identità, e ha comprato un po' di dipinti di un certo William Sickert, che era stato un famoso pittore, e evidentemente avendo guadagnato tanto ha distrutto una tela per cercarci il DNA di Jack lo Squartatore, una tela pagata 1 milione di sterline, giusto per, naturalmente non è venuto fuori nulla. Così come non è venuto fuori nulla da un certo filone di indagine che a un certo punto ha ipotizzato che Jack lo Squartatore fosse una donna perché sotto il francobollo leccato di una delle lettere inviate si trovò un DNA femminile. L'unica lettera che sembra effettivamente risalire con una certa possibilità di attribuzione a Jack lo Squartatore è una lettera che si inizia con 2 parole, From Hell, che è anche il titolo originale del film con Johnny Depp, la vera storia di Jack lo Squartatore, e in quella lettera che lui indirizzava al commissario che gestiva le indagini, lui dice, il presunto serial killer dice: dall'inferno, caro il signore, io le spedisco mezzo rene, l'altro l'ho fritto e mangiato, catch me if you can, acchiappatemi se ci riuscite, firmato. Aspetta che andiamo avanti, se no... Sì, non parliamo di Jack lo Squartatore, c'è perfino uno che ha scritto un apocrifo in cui dice il vero Jack lo Squartatore era Sherlock Holmes, ma è un apocrifo. Ah, eccolo qua. Questo è forse il vero Sherlock Holmes. Questo si chiamava Bell, era un chirurgo ed era l'insegnante di un signore di cui parleremo, che si chiama Arthur Conan Doyle, che ebbe una certa importanza in questa storia. Che è successo? Sei andato indietro. Eccolo qua. Questo è Arthur Conan Doyle, che secondo alcuni è il vero autore di Sherlock Holmes, secondo altri è solo l'agente letterario di John Watson. Ne parleremo anche di questo.
Certo che quel bello era un furbacchione e si racconta delle sue famose lezioni che avvenivano all'Università di Edimburgo, per cui entravano gli studenti e entravano i pazienti e lui pretendeva dagli studenti che capissero che lavoro facevano, chi erano, da dove venivano, senza che quelli dicessero nulla. E faceva una dichiarazione famosa: lei viene da quel villaggio lì, ha fatto quel tipo di lavoro e viene per questo tipo di problema. E quando gli studenti restavano a bocca aperta, gli faceva, proprio come poi Sherlock Holmes farà nei romanzi, gli spiegava come, dove e perché aveva capito tutto questo. Lui diceva: se vuoi fare il medico, e questo è un punto importante di cui parleremo poi, Umberto Eco, Gisburg, eccetera, tu come medico devi vedere piccoli particolari cui nessuno fa riferimento, cui nessuno dà importanza, da quei piccoli particolari devi capire la storia del paziente. Questo vale per una polmonite, in cui tu stai attento alla tosse, a quanta febbre ha, e la gente non sa che cosa significa, ma tu lo sai. Devi capire anche che il fango sulla scarpa viene da quel villaggio lì, perché solo in quel villaggio ha quel tipo di argilla. Questo ti serve quindi a diventare un ottimo medico. Joseph Bell a un certo punto fu infastidito da questa storia, nel senso che poi Conan Doyle in una prefazione disse: sì, il mio modello di riferimento è proprio il dottor Bell. Lui disse: sì, Conan Doyle è un bravo scrittore, ma non credo che io poi abbia... Era anche un bravo medico, non credo che sia così importante. Certo che noi lo consideriamo un grand'uomo. Anche lui, sì. Qui siamo all'inizio della storia, quando, vabbè, vi dirò la verità, è vero, Arthur Conan Doyle è davvero esistito, almeno secondo la stragrande maggioranza degli studiosi. Questa è la versione conandoliana, via, userò questa tanto per non farvi confusione. A un certo punto questo giovane scrittore, che si è sempre un po' mantenuto agli studi con in vari modi, è andato a fare il medico di bordo su una nave baleniera alla caccia di balene, perché a quell'epoca per fare il medico non occorreva essere laureati fino in fondo, bastava aver fatto almeno 2 anni, e lui, dato che non aveva una lira, era cattolico nella Scozia protestante, quindi la famiglia era cattolica, poi lui non era neanche più cattolico, quindi era stato lasciato da tutti, si mantiene agli studi in vari modi, tra cui scrivendo e pubblicando novelle. Dopo 3-4 volte riesce finalmente a fare pubblicare questo racconto, questo libro, Uno studio in rosso, per il quale riceve una somma misera, 25 scellini se ricordo bene, e firma per la prima e ultima volta in vita sua una liberatoria per sempre, cioè non ebbe mai nessun diritto d'autore su questa storia, che venne pubblicata su una rivistucola, questa qui, il numero di Natale del Beatles, che veniva pagato, che veniva nelle edicole per 2 o 3 penny. Oggi esistono solo credo 6 o 7 originali di quel Beatles e viene pagato decine di migliaia di sterline da qualsiasi collezionista. Lì per lì non fu un grande successo. 2 anni più tardi lui continuava a fare il medico, continuava a scrivere i racconti, arriva a Londra l'emissario di Lippincott, che era un editore americano, perché in America questo aveva girato un pochino di più. E questo editore organizza una colazione di lavoro al Langham Hotel con 2 giovani scrittori inglesi e gli ordina un libro. Uno dei 2 era Arthur Conan Doyle, che scrive Il segno dei 4, che farà il botto. E l'altro era, forse lo conoscete, un certo Oscar Wilde, che scrive Il ritratto di Dorian Gray. Fu una colazione ben remunerata, direi, tutto sommato. Che ci dici di questa fantasia? Qui è la prima volta che compare il famoso berretto da cacciatore e la pipa, perché sì, in realtà questa nei però romanzi... non è riferita a uno studio a Estate Scarlet, non c'è. In Estate Scarlet c'erano delle immagini diverse, scritte da un altro illustratore, furono molte. Questa è un'immagine del più famoso di tutti, Sidney Paget. Se guardate in basso a destra, SP, tra l'altro avevano chiamato il fratello a fare le illustrazioni, più famoso di lui, ma per un errore capitò a Sidney Paget e lui è stato il Leonardo da Vinci di Sherlock Holmes, insomma, poi è diventato famosissimo. Questa è un'immagine che riferisce a un'altra avventura. In quell'avventura compare il famoso cappellino da berretto di cerchio. Adesso io vi dirò alcune cose. Prima di tutto un avviso: se non volete farvi trattare veramente molto freddamente da un anziano, non dite certe cose, state attenti, perché quello che sapete voi molto probabilmente sono stupidaggini. Per esempio, qual è la frase più famosa di Sherlock Holmes? Ecco, non dite elementare Watson, perché non è vero. Se voi leggete tutti i 56 racconti e 4 romanzi che fanno parte del sacro canone, come lo chiamiamo noi, non ci troverete mai scritto elementare Watson, ed è logico.
Perché Holmes non è il personaggio saccente, rompiscatole, insopportabile che pensate voi perché vi siete guardati purtroppo per voi i filmetti americani degli anni 40 e quelli hanno rovinato l'umanità intera. Il punto fondamentale è che lui non lo può dire perché Watson è un amico, lui lo rispetta, gli vuole bene, lo sfotte, ma anche Watson lo sfotte perché si vogliono bene, un po' si stuzzicano, sono inglesi, hanno un humor come dicono loro, ma non lo tratterebbe mai dall'alto in basso dicendo elementare Watson, io ho capito tutto, lei è un povero imbecille. Questo non lo dice. Elementare Watson è una. Su alcune cose possiamo trattare, per esempio la pipa, io non mi sono portato la pipa perché fa troppo caldo, però fumo la pipa. La famosa pipa di Sherlock Holmes, cioè quella che si chiama la calabash o calabassa, quella con la zucca, quella grossa così, fu inventata da un attore, non si sa ancora se William Gillette o Saint-Exupéry, per farsi vedere in teatro la faccia. Ma quel tipo di pipa lì, la zucca per intenderci, arriva a Londra solo dopo la guerra con gli Zulu del 1901. Non c'entra niente. Holmes è un distratto. Lui ha tre possibilità. O la pipa di schiuma, che non è mai citata, e per forza è un distratto. Lui lascia la posta attaccata sulla mensola del camino con un coltello infilato lì, lascia l'arsenico vicino al panetto di burro. Watson una volta si incazza anche un po' su questa storia. C'ha il violino Stradivari messo da una parte, cioè è un bohemian in qualche maniera. Figuratevi una pipa di schiuma che si rompa a guardarla, vi potete immaginare quanto poteva durare una pipa di schiuma a casa di Holmes, quanto un gatto in tangenziale si direbbe oggi. Infatti lui che cosa usa? Una volta usa la pipa di radica, ma quasi sempre ha le pipe di argilla, quelle che si usavano al tempo. Cioè le pipe di argilla, da noi si usavano di terracotta, lo usavano i contadini. Si compravano per pochi penny, erano bianche e poi si buttavano via. Bene, quindi la pipa è quella. La lente di ingrandimento è vero, la usa e lo dice. Il famoso berrettino alla Sherlock Holmes. 2 volte nelle illustrazioni compare quel berrettino lì. Una volta nei racconti parla di un berretto un berretto da cacciatore con le orecchie coperte, ma lo fa quando va in campagna e si butta per terra in mezzo al fango a cercare, sono 2 casi che vengono in campagna, a cercare le tracce. Holmes è un gentiluomo, ma ve lo immaginate nel centro di Londra a girare combinato in quella maniera? L'avrebbero ricoverato immediatamente? Assolutamente no, il famoso berrettino e l'Ulster lo usa solo quando va in campagna. Lui usava il cappello come tutti, la tuba e la mezza tuba, quello che era. Il berrettino a marinaio quando si travestiva. Quindi attenzione a come parlate, se no mi nervosisco subito, va bene? Cioè, avrete capito che gli appassionati di Sherlock Holmes costituiscono una setta, parlano di canone holmesiano, sono poi il libro di esiste anche il dogma centrale. Per l'appunto. Peraltro se andate a Londra nel negozio che erroneamente viene riferito in Baker Street, che in realtà non esiste, vi vendono la pipa, quella che lui aborre, vi vendono il cappellino lì, eccetera, eccetera. Perché siete turisti. Tenete conto che peraltro, per quanto ci siano fanatici di Holmes, fanno da controparte c'è un'associazione che si chiama Ripperology, nel senso che sono i seguaci di Jack the Ripper, Jack lo squartatore, per cui anche lì c'è un canone, e guai a dire le cose che non dovete dire o fare sono un pochino più truci. Sì, ma quelli sono amanti però. Certamente, mentre gli holmesiani che vi uccidono se dite elementare Watson sono perfettamente a posto. In tutta questa cosa noi stiamo chiacchierando amabilmente con voi di Holmes, innanzitutto perché stiamo parlando di un personaggio che continua a funzionare perfettamente. Cioè ci arriveremo poi, ma siamo partiti con l'887, ma arriviamo alle serie televisive come Sherlock o Elementary che continuano a funzionare, o i film con Robert Downey Jr., che assolutamente sono che permettono di alimentare le società internazionali sherlockiane. Io personalmente, che di indagini mi sono occupato in termini reali, ecco, una delle citazioni più celebri, forse la più celebre di Sherlock Holmes, è tolto l'impossibile, tutto ciò che resta, anche se improbabile, deve essere la verità. Questa è sicuramente la più adatta. Io che ho sbattuto il muso su 50.000 indagini vi dico che sono assolutamente convinto che la casualità e il metodo holmesiano non avrebbe mai vinto in moltissime situazioni la casualità. Io ho fatto una tesi di specialità in criminologia
su un romanzo di Dürrenmatt che si chiama La promessa, sottotitolo Requiem per un romanzo giallo, strepitoso libro, molto meno il film, forse avete visto il film La promessa perché lo fece Jack Nicholson, e la storia è in breve, tanto per dirvi, contrapposto alla logica, alla deduzione, che poi è più abduzione, ma staremo qui a discutere, la casualità. La casualità è questa, qual è la trama di... c'è uno scrittore di romanzi gialli che si trova in una cabina, in un vagone di un treno insieme a un commissario di polizia. Il commissario contesta allo scrittore e dice: ma certo che voi la fate facile, nei vostri romanzi gialli tutto torna, è colpevole, è movente, eccetera, eccetera. A me invece la realtà pare assolutamente diversa e gli racconta questo caso di un collega, il commissario Mattai. Questo commissario praticamente si era messo sulle piste di un serial killer pedofilo, un serial killer che uccideva bambini, e a un certo punto commette l'errore per la sua vita di promettere ai genitori di una delle vittime di questo assassino che avrebbe assolutamente catturato il responsabile. Per lui diventa una ossessione, oramai non segue altri casi che soltanto questo, e i suoi compagni, i suoi colleghi cominciano pian piano a prendere le distanze. Lui riesce in un ultimo tentativo a muovere un po' tutti, a convincere i suoi colleghi dicendo: guardate, sono sulla pista giusta, so che oggi passerà da quelle parti, datemi una mano a tendergli una trappola, un tranello. I suoi amici glielo fanno per pietà perché ormai lui è un uomo alla deriva, fanno quest'ultimo appostamento, passano le ore e non arriva assolutamente nessuno, i colleghi se ne vanno e praticamente il nostro commissario finisce ai margini, alcolista, eccetera, eccetera, per poi chiudersi questo testo del film con un ultimo colpo di scena, quello di una vecchietta che in punto di morte chiama il sacerdote per confessarsi e si confessa dicendo: sa padre, io ho avuto un grande cruccio nella mia vita, mio figlio era un serial killer pedofilo ed è uscito per uccidere l'ultima volta, ha avuto un incidente stradale ed è morto. Punto. Capite perché si chiama Requiem per romanzo giallo? Io in realtà oggi sentivo parlare nell'altro incontro che abbiamo fatto di delitto perfetto, ma il delitto perfetto non succede, volete provarci? Provateci. Cioè provateci. Cioè, vi do per certo e per scontato che se decidete di far fuori un classico, la suocera piuttosto che la cognata, il datore di lavoro, scegliete voi la tipologia, farete tutto perfettamente, riuscirete a uccidere in perfetto silenzio, a spostare il corpo avvolgendolo in un bel tappeto persiano in piena notte, scendendo le scale tutto organizzato, e riuscirete a beccare l'unica volta che il cane del vicino di casa ha la dissenteria alle 3 di notte. Per cui aprirete la porta e vi troverete il vicino di casa. Per cui non succede, però il fascino della logica olmesiana rimane. E aspetta che... Ma sono già andato avanti. Vabbè, della logica ve lo dico in 2 parole, perché poi io dopo le 4 ore di conferenza comincio a diventare noioso. Su una domanda, naturalmente, tanto avete da fare voi stanotte, no? Allora, è bene che, voglio dire, questa è la vostra occasione. Tutto quello che avreste voluto sapere su Sherlock Holmes non avete mai osato chiedere. Ci siamo. Bene. Il metodo di Sherlock Holmes, qual era? La logica di Sherlock Holmes. Tanto per darvi un'idea, a parte questo povero cretino che vi sta parlando e gli illustri cronologi che ve ne possono parlare, di questa cosa si sono occupati uno come Umberto Eco, che ha scritto un libro alto così, che si chiama Il segno dei 3, sul metodo di Sherlock Holmes, usato da Sherlock Holmes. Io faccio il medico, sono spesso invitato in convegni medici in cui si approfondisce il metodo scientifico di Sherlock Holmes. È stato scritto Karl Popper e Sherlock Holmes, elementare Wittgenstein, in cui si mette in rapporto con il metodo filosofico di Wittgenstein. Il più importante di tutto è un articolo di Carlo Ginzburg in cui mette in rapporto il metodo di Holmes, di Morelli, che fonda la storia dell'arte, di Freud, sulle loro somiglianze. Non ci voglio entrare, fu Eco a tirar fuori, anzi Seeburg che lavorava con lui, il fatto che non era né deduzione né induzione, come si diceva, ma abduzione. Quello che vi diceva prima lui è un'altra cosa ancora. Dunque, prima di tutto Holmes non è mai infallibile, ci sono molti casi in cui lui sbaglia e lui lo sa benissimo, infatti accusa Watson di dargli questa nomea di infallibile, ma non è vero, ci sono molti casi in cui lui sbaglia. Una volta prende proprio una topica bestiale e finisce il racconto, questo ce lo rende anche molto più umano. In questo caso avviene a Norbury, prende una topica e allora si gira, le ultime parole del racconto sono: Watson, la prossima volta che le sembro troppo sicuro di me, mi sussurri per favore nell'orecchio la parola Norbury, capirò benissimo, tanto per darvi un'idea. Quindi Holmes usa la logica,
ma come vi diceva lui, all'inizio è stato visto come un eroe positivista, cioè il positivismo scientifico perfetto che arriva sempre alla soluzione attraverso una deduzione logica, come dice Holmes. Secondo il mio amico Stefano Guerra, che anche noi holmesiani nella nostra follia abbiamo anche le nostre monomanie, lui si occupa di metodo in modo particolare, vi potrebbe parlare a lungo dei sillogismi di Aristotele, immagino con quanto piacere da parte vostra e i rapporti con Holmes, e lui dice che in realtà Holmes è un bugiardo inconsapevole, cioè è assolutamente, come dire, leale, dice davvero quello che pensa, ma lui non usa affatto un metodo logico-deduttivo perfetto, usa altri sistemi. C'è chi ha messo in rapporto il ragionamento induttivo, io vi ricordo solo Bergson alla fine dell'Ottocento, lui diceva prendete tutte le foto di Parigi, tutte le cartoline di Parigi, mettetele per terra, guardatele tutte, potete dire di aver visto Parigi? No, è un'altra cosa vedere Parigi, è andare lì e vedere le stesse cose ma sentirle, quindi un livello superiore. C'è chi ha messo questo in rapporto con il famoso iato, quando Holmes sparisce va in Tibet e allora è stato detto ma forse ha imparato qualcosa dal buddismo, eccetera, eccetera. Potremmo andare a lungo. Quello vi voglio dire che non è affatto un argomento da poco, il metodo di Holmes è un metodo difficile su cui c'è tanto da ragionare, e sicuramente l'aspetto intuitivo e non puramente logico, diceva Picozzi prima, ha un suo rapporto importante. Einstein, che cita almeno 2 volte, che io sappia, Holmes, nell'introduzione alla fisica di Ilfeld, nella prefazione, lui dice il fisico deve fare come il famoso investigatore inglese descritto da Conan Doyle, qui sbaglia, ma poveraccio, qualcosa poteva pure sbagliare, il quale va nelle strade, trova degli indizi, torna a casa, si mette in poltrona, accende la pipa, suona il violino e elabora una teoria che mette insieme tutti gli indizi, torna in strada e pensa che cosa potrebbe provocare questa teoria, verifica che quello sia successo e a quel punto ha trovato la verità. I fisici fanno lo stesso lavoro, sostanzialmente diceva questo. Un mio amico psicanalista dice la stessa cosa facciamo noi freudiani, poi la differenza è che Holmes va a vedere se è vero, noi freudiani non ce ne frega nulla, rimaniamo sul che ci piace, l'importante è che il paziente abbia concordato con noi. E con questo via. Abbiamo ucciso anche la psicanalisi. Questo è Basil Rathbone, che è un grand'uomo, che è una bella figura di Holmes, ma che ha prestato il fianco ad una cosa sciagurata, che sono i film che rilanciarono Sherlock Holmes negli anni 40, degli americani, non a caso, lo sapete, purtroppo nelle colonie sono ancora un po' indietro rispetto alla madrepatria, perché fa questi film con Nigel Bruce, che è un imbecille, o meglio, era un bravo attore, fa l'imbecille. E questa è la cosa che ha assassinato Sherlock Holmes, perché Watson è un fior di medico, una persona intelligente, brava. Holmes glielo dice anche un paio di volte, certo non arriva come Holmes, vorrei vedere voi, fate tanto i furbetti perché siete a casa e leggete la storia, ma vorrei vedere se foste nei panni di Watson. Noi diciamo che Watson è il buon dottore ed è il vate che ci introduce al tempio, perché senza di Watson Holmes non lo capirebbe nessuno sostanzialmente. Ecco, ebbe un successo straordinario e rilanciò Holmes alla fine degli anni 40. Questo è un famoso apocrifo, molto carino, devo dire. Questo è il film e quello è il libro. Nicola Smail ne ha scritto 2 o 3. Dunque, voi sapete che Holmes aveva un rapporto particolare con la cocaina? Chi lo sa alzi la mano. Bravo, sapete. Ora, se io vi chiedo, Holmes usava la cocaina? Come rispondete voi? Sì, l'ho detto io. Dite sì? Su? Sì, ecco. Era un tossicomane? Bravi. Perché? Dice, ma usava cocaina? Sì, pesantemente. Soluzione al 7% che si inientava sotto cute. E ci sono un paio di pagine abbastanza ghiaccianti in cui c'è tutto il rituale, in cui prende la sua scatola di maraschino rosso, tira fuori l'acqua ipotermico, se lo fa, con Watson che non sta più nella pelle, che dice, guardi, le fa male. Non è che le dice lei è un tossicomane. Perché all'epoca la cocaina era assolutamente legale. Ora, lasciamo perdere che Holmes dice io me la faccio solo quando non ho casi. Il mio cervello, io sono tutto cervello, se non mi date da lavorare divento pazzo. Nell'inazione io non so cosa fare, ho bisogno di cocaina per poter resistere nel momento in cui non ho niente da fare. Ora, i tossicomani raccontano le palle più palle, lasciamo perdere, però è vero che all'epoca la cocaina era assolutamente legale, si comprava al negozio sotto casa, senza nessun problema. Vorrei ricordarvi che in quegli anni lì nasce la Coca-Cola, e non si chiama Coca-Cola per scherzo, si chiama Coca-Cola perché era a base di cocaina.
e non era la sola sostanza famosa a base di Coca-Cola. In Italia e in tutta Europa era famoso il vino Mariani, che si prendeva dopo cena la sera come tonico, ed era fatto di vino e Coca-Cola. No, scusate, di vino e cocaina. Bene? La cosa buffa è che il testimonial sull'etichetta che veniva venduto in tutta Europa, e lo facevano in Italia, perché abbiamo il vino buono, la cocaina evidentemente la vediamo da altre parti, il testimonial che era sull'etichetta, ed era raffigurato sull'etichetta, era Sua Santità Leone XIII, il quale tutte le sere prima di andare a letto si faceva un cicchetto. Non per questo veniva considerato un tossicomane, così come non lo è Holmes. Tant'è vero che Watson non gli dice lei è uno sporco tossicomane, gli dice guardi che fa male, perché alla fine sul cuore fa male, e alla fine lo convince. Ma infatti sono gli anni in cui c'è un grande dibattito tra i medici dell'epoca che piano piano insistono a dire guardate che fa male davvero, e solo ai primi del Novecento la cocaina viene tirata via dal mercato e la Coca-Cola cambia la sua formula segreta. Dicono che adesso ci sia la caffeina, io spero che sia così. Chi sostenne l'uso della cocaina fu Freud, che diventò anche lui dipendente da cocaina a un certo punto. Allora, io tutto questo lungo giro per dirvi di questo apocrifo, in cui vedete Holmes che va a curarsi della sua cocainomania da Freud, il quale ne è uscito. Quando è lì risolve un paio di casi e salva la pelle a Freud, il quale però chiede come compenso alla sua terapia di poter fare la psicanalisi a Sherlock Holmes. Ora, glielo faccio lo spoiler? Sì, facciamo lo spoiler, tanto è un libro famoso. No, non glielo dico come va a finire, peccato, perché è un colpo di genio. Vabbè. Si trova ancora, ho visto il libro di Meyer su Sì, Amazon. sì. Riallacciandomi a quello che dicevi tu sulla cocaina, in realtà io facendo ricerche mi sono imbattuto in pubblicazioni strepitose di Pavia in cui si inneggiava questo professor Paolo Mantegazza, che è stato il più grande amico e mentore di Cesare Lombroso. E trovate delle inserzioni pubblicitarie sulle riviste di medicina dell'epoca, cioè la rivista di medicina lombarda, in cui c'è scritto cocaina purissima raccomandata dal professor Mantegazza, compratela in quella farmacia. Per cui Freud ha avuto anche una grossa disavventura con la cocaina, perché a un certo punto l'ha proposta a un suo carissimo amico, che era Joseph Breuer, che era diventato dipendente dalla morfina. E allora ha cercato di togliergli la scimmia della morfina dandogli la cocaina. Il risultato il suo amico si è suicidato e il buon Sigmund ha cominciato a ripensarci. Vediamo la prossima, anche perché poi ho riservato un paio di filmati da farvi vedere che faranno incazzare furiosamente il canone olmesiano, perché, ecco, questa è la prima, che non so se hai visto, ma i protagonisti... Sì, ho capito. Capirete subito vedendo le facce di chi si tratta. Siete voi il signor S, cioè Sickerson Hall? Può darsi. Avete un fratello il cui nome è Sherlock? No. Avete un fratello? Sì. Potrei chiedervi qual è il suo nome? Sherlock. Capisco. Vostro fratello Sherlock mi manda da voi con un'urgente richiesta e questo biglietto da 5. La cosa vi interessa? Potete dire a mio fratello che questo biglietto può prenderlo e E posso ficcarselo. dirvi che sono stato un vostro grande ammiratore per molti anni, specie per come avete risolto il caso dei 3 testicoli. Avete studiato i 3 testicoli? Orville Stanley Zucker, sergente, ufficio archivio di Scotland Yard. È un piacere, signor Holmes. Entra, Orville, stavo facendo il tè. Sali su quella bicicletta, faccio in un momento. La, 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 la. Forza, forza, non perdiamo tempo. Coraggio, comincia a pedalare.
Adelante! Che razza di duello credi che viene fuori se non pompi? Sì, certo. Là! Ehi! Scusatemi, non potrei... Pedala, pedala! Perché ti fermi? Non fermarti per la miseria! Se tu fai così, lui si spompa! No! Idiota! Allora, cos'è questa richiesta urgente? Per cause di salute, vostro fratello ha deciso di prendersi una breve vacanza. Oh, non molto lunga, 2 o 3 giorni al massimo, però gradirebbe molto che Siediti, non stare in piedi. Grazie. Una tazza di tè? Sì, grazie infinite. Prego, continua. Per cause di salute, vostro fratello ha deciso di prendersi una breve vacanza. Oh, non molto lunga, 2 o 3 giorni al massimo, però gradirebbe molto... Un po' di latte? Solo una goccia. Grazie. Stavi dicendo? Per cause di salute, vostro fratello ha deciso di prendersi una breve vacanza, o non molto lunga, 2 o 3 giorni al massimo, però gradirebbe molto... Zucchero? Una zolletta, grazie. Sì, sì, continua. Per cause di salute, vostro fratello ha deciso di prendersi una breve vacanza, o non molto lunga, 2 o 3 giorni al massimo, gradirebbe molto, che voi vi occupaste di uno dei suoi casi più urgenti durante il periodo in cui è assente. Capisco. Il compenso sarà vostro, naturalmente. È il suo modo di dire che è nei guai. Non c'è altro? Ah, si è preso la libertà di mandarvi una certa Miss Bessie Bellwood di Chislehurst, a cui spera possiate essere di aiuto. Bessie Bellwood. Sì, Sei sicuro che si chiami Bessie Bellwood? sicurissimo. Capisco. Sono molto occupato attualmente, ma questo caso potrebbe presentare dei motivi di interesse. Ad ogni modo lo sapremo immediatamente, perché a meno che io non mi sbagli di grosso, la delicata manina della ragazza in questo preciso istante sta bussando alla mia porta. Come avete? Avanti, Miss Bessie Bellwood di Chislehurst! C'è una signorina di sotto che vuole vedervi, signore. La faccio salire? Falla salire, falla salire! E non camminare in punta di piedi là fuori! Cammina come un uomo, per amor del cielo! Sì, è meglio che... No, no, stai seduto, Orville, la tua presenza mi conforta in un certo senso. A te, io te l'ho dissacrato. Questo no, qui si no. chiama Il fratello più furbo di Sherlock Holmes, non certamente una delle opere migliori della coppia che avete riconosciuto. Neanche una delle migliori parodie di Sherlock Holmes. Dopo spero che ne vedremo qualcosa di migliore. Comunque non era male, io mi ci sono divertito tanto. C'erano un sacco di riferimenti holmesiani che naturalmente per apprezzare in pieno le parodie o i film uno dovrebbe aver letto bene il canone e conoscerlo. Il fatto che Holmes, questo era il fratello, no? Che non esiste nel canone, o meglio, esiste un fratello ma non certo il fratello più scemo, e Mycroft è tutto un altro discorso. E quello lì giocava alla scherma, Holmes tira di scherma infatti, nell'arte del bastone, o anche il nome che usa Sackville Oldmans per l'ispettore di Scotland Yard, era il vero nome con cui avrebbe dovuto essere pubblicato Watson. C'è una pagina di appunti di Conan Doyle in cui si vedono i nomi, avrebbe dovuto essere Sherringford Holmes e Sackville Oldmans, ammesso che dica una giusta pronuncia. Grazie a Dio poi, dato che c'è un Dio, sono state cambiate i nomi, quelli che conosciamo, insomma. Allora, il prossimo filmato, che è l'unico altro, se riusciamo a farlo partire, se riusciamo, se non andiamo oltre. No, Dicono questo. no. Questo. Questo mi sa che lo farà. Questo è un film
prodotto da Steven Spielberg con Sherlock e Watson ragazzini, molto, molto Era carino, una si chiama giornata Piramidi di fredda e paura. nevosa di metà dicembre. La mia vecchia scuola aveva chiuso i battenti per mancanza di fondi e così a metà trimestre fui mandato in un altro istituto. Ero abituato alla calma e ai grandi spazi della provincia e ora invece mi trovavo nel cuore di Londra, nel momento di massimo splendore dell'era vittoriana. Le strade erano percorse da un'attività frenetica e ricordo che rimasi molto colpito da ciò che vedevo intorno a me. Quando scesi dalla carrozza, la vista della mia nuova scuola mi riempì di paura e di inquietudine, ma nello stesso tempo provai anche una grande curiosità. Tuttavia, non ero assolutamente preparato ad affrontare né l'incredibile avventura in cui stavo per essere coinvolto, né lo straordinario individuo che avrebbe cambiato la mia vita. Arrivederci, signore. Fermo! Deve valere parecchio. Che cos'è più importante, il suo valore o la mia salute mentale? A quest'ora dovrei già essere in grado di suonarlo. Perché? Da quanto tempo sono? 3 giorni. Dovresti avere più pazienza. Tu sei quello nuovo. Sì, mi hanno trasferito qui da un'altra scuola. Mi chiamo... Aspetta, lasciami indovinare. Il tuo nome è James Watson. Vieni dal nord del paese. Tuo padre è un dottore. Passi gran parte del tuo tempo libero a scrivere. E sei particolarmente goloso di torte alla crema. Ho detto bene? Il mio nome non è James, è John. Ah, James, John, che differenza fa? Fa una gran differenza. Molto bene, il tuo nome è John. Che mi dici del resto? È tutto esatto, compreso il cognome. Ma come ci sei riuscito? È un trucco di magia, non è vero? Oh no, niente magia, Watson. Pura e semplice deduzione. Sul biglietto che è sul letto c'è scritto Watson J. Ho scelto il nome più comune che inizia con la in lunga, James, o John, che infatti avrei detto per secondo. Non fa una piega. Osservando le tue scarpe ho capito che vieni da fuori. Ne ho visto un paio simili in un negozio mentre viaggiavo nel nord Inghilterra. Sul medio della tua mano sinistra c'è un piccolo callo, l'impronta tipica dello scrittore. Hai con te l'enciclopedia delle malattie di Hunter, un libro che è impossibile trovare in vendita e che hanno solamente i dottori. Alla tua età non puoi certo aver studiato medicina. Ne ho dedotto che deve avertelo dato una persona anziana, qualcuno che ti è vicino e che si preoccupa molto della tua salute. Tuo padre, il dottore. D'accordo, e i dolci alla crema? Elementare, Watson. Sul risvolto della tua giacca c'è una bella macchia di crema. La crema di quel particolare colore viene usata per guarnire le torte. E il tuo aspetto robusto mi fa capire che ne mangi parecchie. Il mio aspetto non ti riguarda. Andiamo, si è fatto tardi. Ehi, aspetta, dove vuoi andare? Puoi perdere la tua prima lezione di chimica. Posso sapere come ti chiami? Holmes. Sherlock Holmes. Vedi, alla mente non devi mai concedere riposo. È come uno strumento musicale da accordare. Richiede attenzione ed esercizio. Sì, va bene, ma come si fa ad accordare la mente? O dunque, non so se l'avete visto, un film molto carino, anche se ha pronunciato la parola elementare. Vabbè. Mi ha demolito anche Spielberg, via. No, poi potrebbe essere andrebbe visto il testo originale inglese, magari. Il nome in inglese americano è Young Sherlock Holmes, il giovane Sherlock Holmes. C'erano alcune cose, questo film mi è piaciuto, anche se c'era un finale anche lì un po' troppo americano, però insomma va bene. Purtroppo è falso, è una po', perché loro non si conoscono al college, questa è una stupidaggine, è una cosa inventata da loro con molta intelligenza. Loro si conoscono sui 25-26 anni, quando Watson è ferito, come diceva prima Massimo. Però qui erano alcune cose carine. Carine perché cambiavano. Holmes è un grande violinista, è capace di suonare il violino benissimo, quindi qui lo piglia in giro chiaramente. Watson non è ciccione, non è particolarmente goloso, solo che pretenderebbe di mangiare normalmente a pranzo, a cena e colazione quando gli riesce. Mentre Holmes, in certi momenti, quando è in caccia, è capace di saltare il pranzo e la cena senza problemi. Una volta la signora Hudson, la loro padrona di casa, è molto preoccupata, va da
va da Watson e dice guardi così non si può andare avanti, che è successo? Dice gli ho bussato l'altro giorno, era lì che suonava il violino, si concentrava perché deve trovare la soluzione di un caso e gli ha detto a che ora posso preparare la cena, signor Holmes? E lui ha risposto alle 7 di dopodomani. Lui era fatto così, insomma. Parlavi prima di intuitivo e di... Ecco, una cosa importante è questa, avete sentito? No, lui era capace di dirvi lei si chiama, appunto, tu ti chiami James Watson, sei figlio di un dottore, eccetera, eccetera, e poi dice, è un trucco magico, questo succede spesso. E Holmes dice, non è magia, vi spiego come. E fa il passaggio, no? Come ha fatto con lui, ho capito per questo, per questo, per questo. Ma in realtà poi dice, in realtà, tutto questo a me ci è voluto una frazione di secondo. Mi è molto più difficile riscoprire il come ho fatto e attraverso tutti i passaggi con cui l'ho fatto che non dirvelo. Così come è molto più facile per lei dire che 2 più 2 fa 4 rispetto a spiegare perché 2 più 2 fa 4. In questo senso è veramente il pensiero intuitivo che tu dicevi prima, Massimo. Comunque è un bel film, c'è quello anche perché dà la allora, quando si cercano apocrifi, ne esistono migliaia, scritti e in film. Un anziano, uno sherlockiano, poi si potrebbe discutere se ci dobbiamo chiamare sherlockiani o holmesiani. Gli americani dicono che gli holmesiani sono sherlockiani europei, mentre gli inglesi dicono che sono gli americani che sono holmesiani americani e si dovrebbero chiamare sherlockiani, ma vi lascio particolare questa cosa. Vi ricordo la cosa forse più importante: sappiate che per una riunione sherlockiana come stasera il minimo indispensabile sono 2 sherlockiani e una bottiglia di whisky, ma in casi di emergenza si può fare a meno di uno dei 2 sherlockiani. Detto questo, purtroppo qui abbiamo acqua, quindi penso che per le 5 del mattino avremo esaurito la carica, comunque vediamo. Quando cerchi un apocrifo lo trovi con grande soddisfazione, ti metti a leggerlo e 99 volte su 100 lo butti via in un impeto di rabbia, perché non ti torna, perché è fatto male, perché non... Ma quando trovi un buon apocrifo come quello di Meyer prima, è una perla che hai trovato. Bene, qui c'erano alcune cosine decisamente buone. Holmes si innamora di una ragazza, qui c'è il rapporto con le donne di Holmes, di cui le signore sicuramente vorranno chiedermi, se no stanotte non possono andare a dormire. E lui dice a Watson, io Watson non so cosa mi succederà nella vita, ma non sarò mai solo. Poi succede che per colpa sua, tanto il film, questo lo vedete, la ragazza muore e lui ha un senso di colpa spaventoso per cui userà cocaina e non cercherà mai più una donna e diffiderà sempre delle donne. Cioè un buon apocrifo è uno che non solo è assolutamente coerente al canone, non solo è una buona storia gialla in sé, è una storia divertente da vedere, ma dovrebbe anche darti la spiegazione di qualcosa di strano che è nel canone, perché il canone, signori miei, è giusto che lo sappiate, non è perfetto. Intanto si parla di canone, lo dicevi prima te, forse dovreste sapere perché. Nel 1911 Ronald Knox, un insegnante di Cambridge, un teologo, tiene una lezione sugli studi sulla letteratura di Sherlock Holmes, in cui comincia a usare tutti gli strumenti che i teologi usavano nella interpretazione della Bibbia, usando i testi di Sherlock Holmes. Lui lo faceva per prendere in giro i suoi amici teologi, ma il successo è strepitoso, tutti gli studenti corrono al Trinity College a sentire questa cosa, mandano i primi articoli a Conan Doyle, il quale dice io capisco perché vi interessiate di queste cose, ed è un successo straordinario che da allora è sempre continuato con le associazioni degli holmesiani, eccetera, eccetera. E lui coniò le parole sacro canone, i sacri scritti, sempre la stessa cosa, il dogma centrale, cioè Sherlock Holmes è veramente esistito, e via 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 via. Quindi quando nel canone è pieno di contraddizioni. Per esempio, nel primo romanzo, vi ho detto, si apre con Watson che viene ferito in Afghanistan nella fatale battaglia di Maiwand da una pallottola che lo becca la clavicola vicino alla succlavia e viene salvato per puro miracolo dall'attendente Murray. Ora vi prego di alzarvi un attimo in piedi tutti, perché quando vi prego, ecco, vorrei un pensiero reverente all'attendente Murray, il quale salvò John Watson, senza di cui non saremmo qui stasera. Grazie. Grazie Murray. Niente, appunto, Watson viene ferito, dicevo, chiaramente alla spalla. Nel terzo romanzo, anzi nel secondo romanzo, comincia, dice lui, a zoppicare per la stanza perché gli faceva male la vecchia ferita di guerra. Ora, come si fa
ad avere una ferita alla spalla e a zoppicare a causa delle vecchie ferite di guerra, che ci crediate o no, esistono 7 diverse spiegazioni sull'argomento, su cui datemi credito, se no ve le spiego tutte. L'unica spiegazione che noi normistiani non accettiamo è che Watson sia sbagliato. Questo non la possiamo accettare. Ci furono 2 neurologi americani, sapete che noi medici parliamo di dolore riferito. Per esempio, capita che tu abbia un dolore alla spalla perché ti fa male la cistifera, hai calcoli alla cistifera, oppure ti viene un infarto, ti fa male il braccio sinistro, si chiamano dolori riferiti. Questi 2 neurologi americani in un congresso medico presentarono la sindrome di Watson, cioè un dolore all'anca legato a una ferita alla spalla. Il fatto che mai più dal 1898 ci fosse stato un altro caso della sindrome di Watson rende la sindrome ancora più interessante dal punto di vista medico. Ma potrei continuare, c'è chi ha studiato la battaglia, ha cercato di capire come mai lui si era ferito, lasciamo stare. Allora, stavo pensando, al di là degli apocrifi, però ci sono queste modalità di funzionamento, di plot narrativo, vengono sfruttate in tanti altri romanzi. Io ho in mente, prima quando vedevate il giovane Sherlock dire a Watson le scarpe di quel tipo le ho viste in vetrine ovviamente di questi tempi, in cui le cose si fanno su vasta scala, è impossibile riferirsi a un dettaglio di questo tipo, però forse avrete letto o visto un libro / film famoso scritto da Jeffrey Deaver, che è Il collezionista d'ossa. Allora, Il collezionista d'ossa, con questa invenzione narrativa di Lincoln Rhyme, cioè Denzel Washington paralizzato a letto perché ha avuto un trauma sulla scena del crimine, che è una grande idea, una grande invenzione, quella di prendere lui paralizzato e Angelina Jolie che diventa il suo braccio destro. In realtà quel libro e quel film si risolve perché Denzel Washington mette insieme tutti i pezzi, tra cui analizza al microscopio ottico, come poteva fare Sherlock Holmes, la sabbia trovata in una delle ultime vittime, e riesce a ricostruire quella sabbia che contiene moltissimi frammenti di gusci d'ostrica, la si può trovare solo nel molo, e fa in tempo ad arrivare a salvare le ultime 2 vittime che stanno annegando perché l'alta marea sta salendo. E quello è puro Holmes. Allora, io poi se c'è tempo alla fine vi voglio raccontare come un caso riportato sulle riviste scientifiche in cui Holmes non avrebbe potuto fare nulla. E qui no, proprio troppo deficiente, perché esistono sulle riviste scientifiche americane quelle che si chiamano the equivocal death, le morti equivoche, e lì trovate gente che di questi che hanno rilanciato prepotentemente nel 2009 il mito di, che ci dici? Con 2 Figlio film. mio, dopo che ti dica, per carità, io quando vidi il primo film gli detti un 6-, soprattutto per la straordinaria musichetta irlandese alla fine che mi aveva esaltato, andai via ballando praticamente. Ma sul secondo, cioè, questo, se l'avessero chiamato il signor Rossi e il suo assistente Bianchi, sarebbe stato più o meno perfetto. Un bel film, ben fatto, divertente, tutto quello che vuoi. Questo è uno Sherlock Holmes che non pensa, fa cazzotti sostanzialmente. È 007, assomiglia più a James Bond. Dopodiché, se uno se lo gode va tutto bene. Però, francamente, dal mio punto di vista, a parte che Holmes era alto, questo non c'ha il physique du role, ma lasciamo perdere. Ma insomma, comunque, francamente pensa, poi picchia molto, ma niente di più. Ci sono delle cose. Ah, e poi c'è la storia incredibile, che è inaccettabile, tipicamente americana, ma vi ripeto, gli americani sono delle colonie, direbbe Watson, insomma, di Irene Adler. Gli americani sono innamorati di quest'idea che Sherlock Holmes abbia avuto un rapporto con Irene Adler. C'è un famoso apocryfo con Roger Moore che fa Sherlock Holmes, insomma, abbastanza improbabile, ma più che altro anche lì si è sposato con Irene Adler, c'è avuto un figlio con Irene Adler che poi sarà Nero Wolf addirittura, ma lasciamo stare. Il punto è che Irene Adler, cioè l'unica donna, l'avete letto Lo scandalo in Boemia? No, vabbè, è l'unica donna che ha battuto Sherlock Holmes, tanto che per lui Irene Adler fu sempre la donna con la D maiuscola. Benissimo, su questo ci hanno ricamato. Però nello stesso racconto c'è detto che Irene Adler è morta al momento in cui si scrive il racconto, quindi non è semplicemente possibile, dal nostro punto di vista, una bestemmia. Stiamo avviandoci verso la conclusione. E qui abbiamo un paio di trasposizioni in 2 serie di telefilm. La prima con Benedict Cumberbatch, in realtà sono molto bravi, sono serie BBC e oltretutto sono anche abbastanza parchi, non fanno più di 3 episodi all'anno,
mi pare che abbiano cominciato nel 2012, quindi in realtà sono arrivati alla quarta stagione, sì, una dozzina, non di più, di episodi in 7 anni, 7-8 anni. Sì, c'è qualcosa di più. Questi come li vedi? Ah, beh, dunque, allora. Intanto devo ringraziarli. Martin Frida è un grande attore. E Benedict Cumberbatch anche lui. Devo ringraziarli perché la nostra associazione, che si chiama Uno Studio in Holmes, se avete voglia andatevelo a vedere, Uno Studio in Holmes su internet, quando entrate parte il God Save the Queen, tanto per darvi un'idea. Lì c'è un sacco di materiale, un sacco di roba. Beh, i nostri soci sono più che raddoppiati da quando è uscito questo film qui, e quasi tutte sono ragazzine innamorate di Benedict Cumberbatch, perché obiettivamente ci sta, ecco, voglio dire. È un ottimo film. Questo è il Gattopardo. Cambiano tutto, ma non cambiano nulla. Perché innanzitutto, finalmente, Holmes e Watson hanno 26-27 anni, come hanno nel romanzo, nel primo romanzo in cui si incontrano. Se fate conti, quella è l'età. Non è gente di 50 anni, insomma, che per me sono ragazzini, ma questo è un altro paio di maniche. Loro sono giovani, attivi, e sono a Londra oggi. Nel 2010 loro l'ambientano, quindi 100 anni più tardi. Pensate che la prima azione è Watson ferito in Afghanistan, nella guerra questa però, non 100 anni fa. Ma torna tutto ed ha anche, essendo un ottimo apocrifo, delle buone spiegazioni. Per esempio la storia della ferita e dell'anca, Holmes dimostra che in realtà è un dolore psicosomatico, e che quando è in azione lui non zoppica più, per esempio, che è una bella trovata, tanto per averci un'idea. Purtroppo chi ha fatto questa cosa si chiama Moffat, ed è un grande regista che si è occupato molto di Doctor Who, e che quando ha fatto degli episodi di Star Trek ci ha messo Sherlock Holmes, perché lui lo conosce bene e si vede, specialmente un appassionato, specialmente sulle prime puntate, si diverte da morire. Il primo episodio si chiama Uno Studio in Rosa, e nella storia originale c'è un conduttore di carrozza che è implicato, lì è un conduttore di taxi, cioè c'è tutta una serie di giochi, di rimandi, di allusioni, di battute che in inglese si apprezzano meglio. A un certo punto, per esempio, Watson non scrive sullo Strand, c'ha un blog e scrive naturalmente al computer, e si usano gli SMS e non più i telegrammi. E Holmes non fuma più la pipa, ma non dice questo è un problema da 3 pipe, come dice una volta per risolvere un problema. È un problema da 3 cerotti, si mette 3 cerotti di nicotina, perché è cambiato il tempo, non si può più fumare. Ma è tutto così, ma rimane il succo. E il succo qual è? È la storia di una straordinaria amicizia, perché questo è il canone. Se voi leggete con attenzione il canone, questo è. Sono 2 uomini che si vogliono bene, che si stimano, che hanno affetto l'uno per l'altro, e uno salva la vita all'altro continuamente da una parte e dall'altra, e si devono molto. Watson a un certo punto, questo lo dice in Sherlock alla sua fidanzata, e dice: io senza di lui sarei morto, io ero tornato in Inghilterra senza un lavoro, un medico militare inabile al servizio, ero depresso, non sapevo più come fare, quest'uomo mi ha ridato la vita. Dall'altra parte anche Holmes dirà la stessa cosa di lui, quindi c'entra esattamente lo spirito, anche se purtroppo col passare delle serie si allontanano sempre più, sta diventando un po' noioso. Infatti siamo tutti a dire speriamo che finisca prima che si sciumi del tutto, però fino adesso ci siamo divertiti da morire. E questo è un altro di quei film che se chiamassero Bianchi e Rossi andrebbe benissimo. Io non è che sono, intendiamoci, qui c'è Watson e una donna, si chiama Jane. Ora, e stanno in America, infatti questo è fatto dagli americani, quell'altro da BBC. Io non sono razzista, ma, come si dice, in realtà, come dire, non è che sia male, è un bel film giallo, ma non c'entra assolutamente niente. Non capisco perché abbiano voluto usare Sherlock Holmes. Esistono, io non è che ce l'ho con le parodie, anzi, ci sono delle parodie fantastiche. Non so se c'hai un pezzettino per fare vedere Ben Kingsley e cosa, oddio, aiutami, senza indizio, Ben Kingsley e Michael Moore e Michael Caine, ecco, in cui in quel bellissimo film, che è fantastico, c'è la scena, perché la realtà lì è che Watson è la mente della coppia, è un medico intelligentissimo ed è lui che capisce tutto, ma dato che è un medico vittoriano non può andare in giro a fare il medico e anche a fare l'investigatore, non se lo fiderebbe nessuno, e quindi paga un attore alcolizzato, che è Sherlock Holmes, per fargli fare la parte dell'investigatore, ma in realtà è lui che gli dice cosa deve fare. Se non che più passa il tempo, più questo va avanti per conto suo. Ci sono delle scene esileranti, per esempio.
c'è la scena in cui tutti i giornalisti vanno a parlare con Holmes e non filano Watson, allora gli dicono: ma lei come fa? Qual è il suo metodo? Allora lui, Holmes, è lì col giornalista, prende il giornalista, lo gira e dice: nella casa mia, davanti a cui lei era un attimo fa, lei l'ha vista, no? Quante finestre c'erano? Questo dice: non lo so. Vede? Questa è la differenza. Lei vede ma non guarda, lei ode ma non ascolta. Le frasi tipiche di Holmes quando spiega le cose a Watson. Una volta questa qui è una citazione, perché in un racconto lui dice a Watson: scusi Watson, ma quanti gradini ci sono da piano terra a camera nostra? Lui dice: non lo so. Dice: eppure lei l'ha fatto migliaia di volte. Sono 17. La differenza tra lei e me è che io lo so e lei no, perché io l'ho contati e lei no. Questa è la differenza. Io noto le cose e lei no. Allora fa lo stesso scherzo al giornalista, poi rientrano dentro e c'è Watson che è grigio di rabbia, che fa: scusi, ma lei lo sa quante finestre c'erano? Ma non ne ho la più pallida idea, ma chi se ne frega? Gli fa: vuole che me lo chiedessero? E se gliel'avessero chiesto avrà inventato qualche cosa. Questo è un film però bellissimo, perché anche lì cambia tutto, però che cosa succede alla fine? È la loro amicizia. Diventano amici e risolvono insieme i casi, e Watson accetta di restare nell'ombra rispetto a Holmes, che sarà ufficialmente quello. Quindi le parodie, se ben fatte, sono bellissime. Questa però non è una parodia, è una cosa secondo me venuta male dal punto di vista holmesiano. Poi come gialli guardateli, sono divertenti. Penultima. Cosa mi dai? Questo è l'ultimo. Ah, vabbè, questo è un riferimento chiaro, però questo fa parte dei riferimenti, non è una parodia. Questo lo conoscete, effettivamente ha alcune caratteristiche che rassomigliano a Holmes, il modo di ragionare, però non è Holmes. Intanto Holmes non è mai scortese con le persone come lo è lui, non ha niente a che vedere. Parliamo di riferimenti, ma se parliamo di riferimenti culturali a Sherlock Holmes si apre un mondo. Vi ho detto che ci sono migliaia di apocrifi. Se vi devo dire tutti i riferimenti culturali non si finisce più. Avrete letto, penso tutti, Il nome della rosa, no? Di Umberto Eco. Bene, vi ricordo che il personaggio principale si chiama Guglielmo da Baskerville, che la descrizione fisica nel primo capitolo di Guglielmo da Baskerville è la trascrizione della descrizione fisica di Sherlock Holmes nello Studio in Rosso, non è un riferimento, proprio presa papale, che il suo vice si chiama Hudson invece che Watson, tanto per idea, e che ci sono vari punti in cui ci sono chiaramente riferimenti allo stesso modo. Questi però sono riferimenti, non sono pasticci, non sono apocrifi veri e propri. Chiudiamo. Questo non c'entra niente. Allora, devi sapere che io soffro di una grave sindrome che si chiama la sindrome di Conan Doyle. Conan Doyle scrisse Holmes e sfondò con quello nella letteratura, ma pensava di essere un grande scrittore rovinato da questo personaggio che gli aveva tarpato le ali. Quindi lo odiò per tutta la vita, furiosamente, e a un certo punto lo ammazza. E lo ammazza nelle cascate del Reichenbach, avvigliato il suo mortale nemico, il professor Moriarty, che compare solo per l'occasione, tra l'altro. Successe l'ira di Dio a Londra, per anni gli chiesero il contrario, c'era gente che girava con il fascia, col bracciale da lutto perché era morto Sherlock Holmes. Vi trascuro tutto questo. Anni dopo finalmente si arrende e lo fa ricomparire dicendo che in realtà si era nascosto nelle montagne svizzere e poi era andato a Firenze, e qui si apre un'altra cosa, perché vivendo io a Firenze ti puoi immaginare cosa non è successo. Non ve lo faccio vedere, ma al Sesto Fiorentino c'è un busto di Sherlock Holmes, perché abbiamo dimostrato che lui non è arrivato a Firenze ma a Sesto Fiorentino, attraverso una serie di studi lunghissimi. Il fatto che io abiti a Sesto Fiorentino non ha niente a che vedere con questa decisione. Di busti nel mondo ce ne sono a Edimburgo, a Londra, a Mosca, a Tokyo e a Sesto Fiorentino, e il nostro è il più bello di tutti. Se ci passate vedetelo perché vale la pena. Bene, allora, come Conan Doyle, io pensavo di essere un grande scrittore, ho cominciato a scrivere romanzi gialli, storici, su sfondo storico. Perché? Perché studiando come un matto Sherlock Holmes, e quindi leggendo il Times dell'epoca, cercando di capire perché si comporta in un certo modo, dove va, cosa fa, e un paio di cose dopo ve le dico, se non è troppo tardi, a parte scherzi, poi spegnetevi, ho imparato che bisogna studiare a fondo un periodo storico, ed è bello ambientarci il giallo dentro, perché spiega delle cose, diventa un cavallo di Troia. Questo è un romanzo che è uscito adesso con Castelvecchi e che è la storia della Repubblica Romana, o meglio, è una storia gialla ambientata durante la Repubblica Romana del 1849, che è un capitolo che noi non conosciamo e che io ho studiato per anni, in cui mi hanno colpito diverse cose. Uscendo dallo scherzo di Sherlock Holmes,
che poi troverà la sua soluzione solo molti anni più tardi, ho scoperto che gli inganni del potere, le bugie del potere, le follie del potere sono uguali e si ripetono sempre uguali. Quando i francesi attaccano Roma, nel Parlamento francese viene detto, ripetuto, sui giornali francesi viene detto che loro non stanno andando a riportare il Papa a Roma, perché non possono neanche farlo per la Costituzione francese, loro lo fanno per difendere la Repubblica Romana. E quando io ho scritto queste cose, le prime volte stavamo per entrare in Iraq perché Saddam aveva le armi di distruzione di massa. La chiudo qua. Che dirvi? Di tantissime cose ci sarebbero da dire. Dimmi tu. Stavo pensando questo, quanto la figura, ad esempio, di Erin Adler assomiglia all'unico amore di Guy Grissom in CSI. Nel senso che, non so se avete presente, l'unica donna che fa perdere la testa a Grissom, che è una dominatrice sessuale. Cioè, in realtà gestisce una... E Erin Adler, per come io l'ho vista rappresentata nei film, non so poi nei testi, sembra veramente una donna fortissima. Cioè, l'unica donna che fa perdere la testa a Sherlock Holmes è qualcosa di... Allora, anche in Sherlock lei viene interpretata proprio come una dominatrice sessuale. In realtà ed è intelligente perché lei è una prostituta in Sherlock, ma anche nello Scandalo in Boemia lei viene presentata come un'avventuriera, che all'epoca era poco di più. La questione è molto complessa, però Holmes non perde la testa per Irene Adler. È la donna per lui perché gli rimane in testa come la donna che l'ha battuto. Un'altra volta Watson dice che spera che si sia innamorato, per Violet Hunter, una donna estremamente intelligente che poi si sposerà con un altro. E Watson dice che ci rimane malissimo perché lui ha molto interesse per questa donna fino al momento in cui il caso non è risolto. Da quel momento è finita. Perché lui ha un atteggiamento, e qui si potrebbe, ognuno poi c'ha la sua interpretazione. Certo è che Holmes non ha nessun tipo di aspetto affettivo nei confronti delle donne, le rispetta però profondamente. Siamo in epoca vittoriana in cui era legittimo picchiare la moglie, tanto per avere un'idea. Una volta lui trova dei segni del padre che ha stretto troppo il braccio e si infuria perché è un uomo nobile, cavalleresco e rispetta le donne, cosa che all'epoca non era per niente scontato. Le considera, lui dice, vabbè, ogni tanto fa le sue battute, ma lui scherza con Watson. A un certo punto gli dice non si fidi delle donne, Watson, neanche delle migliori. La donna migliore che ho conosciuto ha ammazzato 3 bambini per avere l'assicurazione. Però lui è anche quello che dice non gliene frega niente se il sole gira intorno alla Terra o la Terra intorno al Sole, perché questo a lui non interessa. Einstein diceva la stessa cosa. Ma in realtà 2 capitoli più tardi parla dell'inclinazione dell'eclittica dell'orbita solare mentre sono a pranzo, cioè lui scherzava anche su queste cose, su questi argomenti. Quindi che dirti, da un punto di vista affettivo lui ha chiuso il portone e lo fa perché ha dedicato la sua vita alla lotta contro il crimine. Deve essere logico, razionale, qualsiasi aspetto emotivo rovinerebbe, e glielo spiega, la sua capacità di astrazione e di affrontare un problema. Paga un prezzo spaventoso da questo punto di vista, e infatti poi lo dice anche un paio di volte, sono dei momenti in cui si lascia andare. Allora, vi lasciamo, poi lasciamo le domande. Vi dovevo questo racconto un po' strano in cui secondo me nemmeno Sherlock ci avrebbe capito qualcosa. È successo negli Stati Uniti qualche anno fa, in un laghetto artificiale nel bel mezzo del deserto del Nevada, dove 40 gradi all'ombra riemerge dalle acque di questo laghetto il cadavere di una persona. Lo tirano a riva e vedono che però è un cadavere un po' strano perché indossa una tuta da sci sopra e sotto e un paio di scarponi da sci. Lo portano a riva, tolgono il sopra e il sotto, si intuisce che gli scarponi da sci erano stati poi ancorati a una tavola da sci. Sotto queste cose vedono che quest'uomo è completamente rivestito di plastica e completamente avvolto da una catena e indossa una maschera da hockey su ghiaccio. Punto. E naturalmente lì il discorso è comprendere chi diavolo abbia piazzato il cadavere di un uomo in tuta da sci con delle catene, con una plastica oltretutto. Poi la plastica è la plastica quella da imballaggio pesante, che si capisce che lui ha sagomato, qualcuno ha sagomato per fargliela indossare, saldandola poi con una cucitura termica. Non riescono a cavare assolutamente nulla, pian piano però riescono a recuperare il fatto che
in casa, ecco il punto di svolta, se no non ci sarebbe mai stato, ma è arrivato mesi e mesi dopo, sono riusciti a entrare nel computer protetto da password e a scoprire che il nostro era un appassionato di pratiche sessuali non convenzionali. Cioè, molto non convenzionali. Ci sono parecchi film o parecchi romanzi dove c'è a un certo punto, sto pensando a Sol Levante, che è stato un film con Sean Connery, in cui c'era a un certo punto la protagonista che veniva uccisa, una prostituta veniva uccisa in un rapporto sessuale con asfissia autoerotica. Questa è una grande fantasia che viene messa in giro, per cui pare che se durante un rapporto strangoliate il vostro partner, non vi venga in mente di farlo, questa ridotto afflusso di ossigeno al cervello aumenterebbe il piacere. E questo, diciamo che c'è stato un caso recente abbastanza tipico, abbastanza famoso, che è quello di Kit Carradine, quell'attore che faceva Kung Fu, che è stato trovato poi in un albergo legato e si è poi ipotizzato che si fosse poi appunto strangolato da solo cercando il piacere. No, questo tizio nel laghetto a 40 gradi praticamente aveva cercato una variante che era questa. C'è un altro modo per ottenere un'amplificazione del piacere, che è quello degli attacchi di panico. Quindi lui si era avvolto nella plastica, si era incatenato, si era messo la tuta da sci, poi si era ancorato con gli scarponi da sci a una barca che fu trovata poi successivamente per essere trascinato a largo nel bel mezzo di questo laghetto e affondare a 10 metri di profondità. Si era tenuto un boccaglio lungo 10 metri per respirare, nella convinzione naturalmente che stare a 10 metri bloccato con una maschera di sci sugli occhi gli avrebbe provocato un tale attacco di panico da amplificare, eccetera, eccetera. Soltanto che davvero deficiente come sono questi personaggi non ha tenuto conto che se voi tutti avrete provato ad andare al mare e respirare coi boccagli e sapete che già 20 cm di boccaglio l'aria che espirate ve la respirate di nuovo. Quindi 10 metri di tubo, il giovinotto aveva fatto 2 bei respironi e poi l'hanno trovato lì così. E secondo me in questo caso ce ne sono tanti perché poi le riviste scientifiche, lui le conosce, hanno un umorismo patibolare ogni tanto, i medici legali soprattutto. Un altro caso che io ricordo di aver trovato citato sul Journal of Forensic Science di un vicino di casa che aveva chiamato il 911 vedendo un corpo a terra sul retro della villetta dei vicini. L'ipotesi era quello che qualcuno ci fosse un bandito, un ladro, fosse morto nel retro della casa. Sono arrivati quelli del 911, naturalmente sono arrivati anche la SWAT per ipotizzare che nella casa ci fosse qualcuno che aveva sparato. Ve la faccio breve, il cadavere era quello del ladro che aveva cercato di forzare la porta d'ingresso sul retro spaccando la vetrata col calcio del fucile. Per cui, pum, era andato giù. Però l'ultima, e questa me la prendo perché è successa a me personalmente. Che hai combinato? Non è successa perché avevo un rapporto di collaborazione con la polizia scientifica del Canton Ticino. Non so se avete mai visto Aldo Giovanni Giacomo fare gli Svizzeri. Uguali. Cioè, sono bravissime e degnissime persone, ma se voi chiamate qualcuno a Bellinzona o compagnia vi rispondono in dialetto, come Aldo Giovanni e Giacomo. Praticamente ho fatto un'uscita con una mia collaboratrice perché c'era stato un morto, cioè un ragazzo era volato dal terzo piano, non ricordo se a Bellinzona piuttosto che a Mendrisio, e era in compagnia di 2 compagni nella stessa stanza, per cui l'ipotesi prima era quella che i 2 avessero litigato e gettato dal balcone il terzo, erano ubriachi fradici, per cui avevano anche tutte le giustificazioni per aver perso il controllo. Abbiamo impiegato 6 ore a capire che i 3 deficienti, tornati ubriachi dal bar, avevano fatto una gara di sputi, prendendo la rincorsa e affacciandosi alla finestra per chi sputava più lontano. I primi 2 sono rimasti di qua e il terzo ha preso uno slancio eccessivo e finito di là. E con questo ci fermiamo. No, a questo punto te ne dico io. Dai. C'è una famosa storia, si chiama Il problema del Tor Bridge, del ponte sulla Tor, in cui viene trovata una donna uccisa con un colpo alla tempia
e in realtà viene incolpata l'amante del marito, che ha in mano il biglietto in cui la donna l'aveva invitata ad andare lì al momento dell'omicidio, e a casa, nella stanza dell'amante, viene trovata una pistola che ha sparato esattamente nello stesso proiettile che Holmes dimostrerà in realtà vedendo una piccola tacca sul ponte, che questa aveva preparato una pistola identica a quella che aveva lasciato lei nella stanza dell'amante. Aveva litigato con questa donna, gli aveva mandato il biglietto, l'aveva tenuto in mano il biglietto in modo che venisse trovato, dopodiché quando era rimasta sola si era sparata con una pistola identica, legata con una corda e un sasso, lasciandola nel fiume, in modo che dopo la sua morte la pistola sarebbe caduta e nessuno l'avrebbe trovata, solo che passando lì dà una botta e lascia una tacca, che è quella che Sherlock Holmes vede. Perché ti racconto questo? Perché nel manuale di criminologia di Gross, che del 1900 e rotte, che era il classico della criminologia in 25 volumi, una roba del genere, c'è raccontata esattamente la stessa storia. Ora sta a te dirmi se fu l'autore di Sherlock Holmes che lesse l'articolo di Gross, che sarebbe stato pubblicato l'anno dopo, è un po' difficile, oppure se in realtà il vero autore, almeno di quel capitolo della criminologia di Gross, fosse Sherlock Holmes, il quale aveva detto che da anziano avrebbe scritto un libro di criminologia. Mi è venuta in mente un'ultima cosa, poi ce ne andiamo. Cioè, l'ultima che poi continuiamo a dire. Conan Doyle inventa la figura di Sherlock Holmes, la logica, la ragione, eccetera, eccetera. Lombroso, siamo più o meno in quei periodi lì, perché Lombroso nasce nel 1935 e muore nel 1909, quindi i due però si ritrovano, che io sappia, curiosamente, intorno a un tavolo particolare, nel senso che i due logici, scientifici, positivisti, eccetera, eccetera, hanno una passione sfrenata per le sedute spiritiche e frequentano entrambe il salotto itinerante della più grande medium dell'epoca, che si chiama Eusapia Palladino. Come ci sta Conan Doyle insieme a Lombroso con Eusapia? Te lo spiego. Vedi, Conan Doyle diventò, lo chiamavano il San Paolo di Tarso dello spiritismo. Spese una quantità enorme di denaro perché girava tutto il mondo a spiegare che lo spiritismo era vero. Lui aveva controllato, non era vero, era un pollo. Diventò amico di Houdini, il grande mago, il quale gli spiegava che erano tutti trucchi, ma Conan Doyle non ci credeva, gli diceva no, lei Houdini si smaterializza quando compare nella vasca e poi è un grande medium. E Houdini diceva no, è un trucco, ma non te lo posso spiegare perché ci campo. Questa cosa andò avanti. Bene, Conan Doyle fece tutto questo, cioè per tutta la sua vita fu uno spiritista convinto. Ora, nell'ultima parte della sua vita, tra le tante cose che fece, tra l'altro il fatto che fosse spiritista l'ha costretto a continuare a scrivere di Sherlock Holmes, a me ha fatto piacere questa cosa, insomma, se no sarebbe finita prima. A un certo punto lui comincia a scrivere romanzi orrendi, a proposito della sindrome di Conan Doyle, con tutti i suoi famosi personaggi che diventano spiritisti. Sono i romanzi degli ultimi 2 o 3 anni, in cui ci mise il professor Challenger, altri buoni personaggi che aveva scritto. Non ci ha messo Sherlock Holmes, che non compare in questo tipo di romanzi. Perché? Evidentemente perché Watson e Holmes gli avrebbero fatto causa. Questa è una delle prove dell'esistenza in vita di Sherlock Holmes. Grazie a tutti. Due domande. Se ci fossero un paio di brevi domande, abbiamo a disposizione un esperto veramente straordinario. E chiudiamo così. Allora, ci vediamo domani sera. Grazie. Ringraziamo i nostri Non ospiti. volete sapere se erano gay o no? No! È un classico, un Sherlock, spettacolo. dai, No! in Sherlock non hanno voglio degli Non volete saperlo? No! Dice uno che se era come Benedict Cumberbatch, non importa assai se era gay o no. Voglio capito. No, dunque, allora, io non ho niente contro gli omosessuali, ci mancherebbe altro. Tra l'altro siamo in epoca tipica, Oscar Wilde finì nei guai in quei giorni. A Londra era consentito tutto, bastava non dirlo e non succedevano guai. Quindi 2 giovani che vivono insieme, perché no? Il punto è che voi sapete che gli inglesi non hanno il tu, il lei, il voi, hanno you. Ciò nonostante, nell'ambito della società vittoriana c'erano una serie di meccanismi verbali per capire perfettamente il livello di confidenza di una persona. Io posso andare dalla signora e dirle buonasera signora, non posso dirle ehi pupa, non posso dirle ciao bella come stai, bene.
Uno dei modi che hanno gli inglesi, fin da allora e comunque nella società vittoriana era rigidissimo, era il modo di chiamarsi. Un padre poteva chiamare il figlio Marco, il figlio non poteva chiamare il padre Giuseppe, doveva chiamarlo Sir. Tra fratelli ci si chiamava per nome, tra marito e moglie ci si chiamava per nome, mai tra amici. Bene, Holmes chiama Watson sempre Watson, mai John. Watson chiama Holmes sempre Holmes. L'unico che chiama Sherlock Holmes Sherlock è il fratello Mycroft. E poi quello che gli presta il cane una volta, ma quello era un caffone di Whitechapel, per cui non conta. Per i nostri ospiti un ricordo offerto dai vini Fantinel e dall'azienda agricola Bertoia. I nostri relatori si fermeranno per firmare i libri, li potete trovare al banchetto in fondo. Se volete essere aggiornati sulle nostre iniziative potete compilare il modulo e iscrivervi alla nostra newsletter, vi manderemo i programmi mano a mano che prepariamo qualche iniziativa. Grazie. Tutti noi. Ciao. Come stai? Va bene, bene, bene. Ho dato uno sguardo. Sì, andate. Andate. Allora, Andrea. Ciao Paola, ciao, come stai? Sono un po' accaldata, scusami. Ciao Antonella, ciao ciao. Scrivimi, E anche domani. Sì, domani ci sta. Sì, mi fa, domani sera veniamo insieme. Ma senti quella sferota, io mi sono presa una scaldata prima e devo ancora... Sì, guarda, mi si è asciugato il vestito da poco. Sì, perché prima c'era il disastro. E veniamo all'appuntamento. Domani sì. Che abbiamo bisogno di lei che serve.